Con mister Pagano al termine di Bagheria Giardinellese oggi tanta sofferenza anche in una partita in cui avete creato poco, ma è così che si vincono le partite quando si vuole. No, le partite si vincono in tutti i modi, ci sono partite in cui le vinci in un modo, partite in un altro modo, l'importante comunque è vincere, perché quando vinci hai sempre in settimana come allenare e migliorare quello che non è andato bene. Chiaro, ci sono sempre gli avversari, non si può sempre vincere con un risultato rotondo come abbiamo fatto le ultime volte. Ce lo aspettavamo, che era una partita tirata, la Giardinellese è una squadra che si deve salvare, quindi quando giochi con delle squadre che si devono salvare, chiuse, bottonate, poi loro sono partiti meglio, hanno preso coraggio, è diventata difficile. Noi era una partita molto nervosa, una partita molto spezzettata, molti falli fischiati e quindi la partita stava filando liscia per come l'aveva preparato la Giardinellese, siamo stati bravi a crederci. Poi siamo rimasti in 10 per più di mezz'ora e i ragazzi hanno dato tutto, forse proprio quell'espulsione ha cambiato l'inerzia della gara, perché era una gara un po' scialba e non stavamo facendo quello che volevamo, anche per merito della Giardinellese. E quindi poi paradossalmente quando siamo rimasti in 10, a mio avviso i ragazzi hanno triplicato le forze, non si è visto l'uomo in meno e quello che abbiamo creato l'abbiamo creato quando eravamo in 10 e poi abbiamo vinto la partita nei minuti finali. Se dopo la vittoria a San Vito il messaggio era chiaro, adesso come diventa? Perché questa è un'altra vittoria fondamentale, adesso si è al secondo posto. Ma guarda, secondo me oggi abbiamo fatto anche questo tipo di prestazione per la vittoria fatta a San Vito. Noi non dobbiamo né montarci la testa né pensare di arrivare, noi dobbiamo vivere partita dopo partita, perché il campionato, io l'ho detto nella sosta, si delineerà dopo le prime 5-6. Domenica se non vinceva a San Vito e oggi pareggiavi qui, la classifica è corta, saresti sesto, settimo, oggi ti ritrovi magari al secondo posto, ma hai vinto 2 partite e sappiamo come abbiamo vinto. È un campionato dove puoi vincere con tutte e puoi perdere con tutte, bastano 2 vittorie di fila e ti rilanciano magari in qualche posto in più in classifica. Ma potevi anche perdere 2 partite di fila o non vincere 2 partite di fila e ti ritrovi ad essere a lottare. Noi abbiamo un sogno che è quello di centrare i playoff e lotteremo fino alla fine per farlo. La squadra deve crescere, sta crescendo e quindi siamo contenti di aver fatto questo filotto di vittorie. Ancora è presto capire dove possiamo arrivare, perché ripeto, se non avessimo vinto queste 2 partite consecutive non saremmo lì e saremmo 3-4 posizioni sotto. La classifica è corta, con squadre attrezzate e come vediamo la Giardinellese, che è penultima in classifica, oggi veramente ci ha reso la vita molto ma molto difficile, partita complicatissima, penso la più difficile da quando io sono su questa panchina, per cui dico non bisogna mai abbassare l'attenzione, mai la concentrazione, e quello che verrà lo si vedrà partita dopo partita. È inutile parlare di obiettivi o dare segnale ai campionati, noi il segnale lo stiamo dando a noi stessi, siamo un gruppo che vogliamo fare bene e ad oggi in questo periodo ci stiamo riuscendo, speriamo continuiamo così. Non è facile, a cominciare da domenica andiamo a giocare contro una delle favorite alla vittoria finale, che è la Parmoval, e quindi ci alleniamo bene in settimana, le vittorie ti aiutano anche ad allenarti bene e questo è un segnale a noi stessi che ci dobbiamo allenare bene, che le partite sono tutte complicate, non ci sono partite facili e quindi il segnale che lanciamo è questo a noi stessi, che le partite sono tutte da giocare, tutte difficili, basta vincerne 2 di fila e sei in una posizione ottimale in classifica, migliore, e basta perderne o non vincerne 2 di fila e ti ritrovi giù.